Buonasera amici, benvenuti anche questa sera a questa intervista on live di Valdo TV. Come nelle scorse sere per la rassegna Emergenza Coronavirus, anche oggi intervistiamo uno dei sindaci dei comuni limitrofi. In questo caso siamo in compagnia del sindaco di Vidor, Albino Cordiali. Benvenuto Albino. Buonasera e benvenuti anche a voi, grazie. Buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto inizio sempre con una domanda che a me piace molto, che riassume un po', diciamo, quello che è successo in tutta Italia, ossia quali sono stati i provvedimenti presi dall'amministrazione per limitare il contagio all'interno del comune? Beh, inizialmente diciamo sono stati presi tutti i provvedimenti che ci hanno disposto da Roma, con le DPCM che arrivavano continuamente, quindi ci siamo adeguati a quelli e dopo anche quelli della Regione Veneto che ci ha diciamo, seguiti passo passo. Quindi noi abbiamo cercato di seguirli insieme con l'amministrazione, insieme con il personale del comune e soprattutto anche con la protezione civile. Abbiamo cercato di seguire tutti gli avvisi che ci arrivavano, cercando di capire soprattutto diciamo, come volevano intendere loro, malgrado le mille difficoltà che abbiamo incontrato, però abbiamo cercato di seguirle senza grosse difficoltà. Abbiamo con le nostre possibilità, con i nostri mezzi, con le nostre piccole possibilità che avevamo, il personale ci ha dato una grandissima mano, quindi posso dire ringraziare i vigili, l'assistente sociale e tutt'altro, perché tutte le altre persone volontari che ci hanno dato veramente la mano, disponibilità massima e quindi abbiamo cercato di dare il meglio delle nostre possibilità. E i cittadini di Vidor come hanno reagito? Sicuramente bene, diciamo, fra virgolette, perché ci hanno seguito, ci hanno tempestato di telefonate tutti i giorni, dalla mattina alla sera, non ci hanno mai lasciato in pace un attimo, ma giustamente le perplessità che avevano loro, le difficoltà che avevano, cercavano di capire anche le interpretazioni che magari arrivavano un po' in confusione, un po' prima in un modo, poi in un altro, e quindi cercavano di capire. Quando avevano difficoltà chiamavano il sindaco oppure l'amministrazione comunale e quindi i vigili soprattutto sono stati tempestati di telefonate, quindi noi eravamo qua 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera a disposizione di tutti quanti. Senza grosse difficoltà abbiamo cercato di accontentare tutti e penso che la maggior parte, posso dire tutti, sono stati soddisfatti delle nostre risposte. Bene, bene. Beh, immagino che abbiate lavorato sodo per l'emergenza, anche in questo senso assistendo i cittadini. E invece parliamo delle aziende e delle attività commerciali presenti nel territorio di Vidor. Ci sono state delle riconversioni oppure chi è risultato in difficoltà è stato poi aiutato in un secondo momento? No, non ci sono state, diciamo, difficoltà a nostro parere, perché che hanno chiamato in comune non abbiamo visto aziende. Abbiamo cercato di contattarne qualcuna che sembrava magari forse che aveva bisogno, però ci hanno detto che aspettavano fiduciosi una riapertura che sembrava anche immediata forse, ma invece si è prolungata per diversi mesi. Però l'apparenza nostra abbiamo visto che non ci sono state grosse difficoltà. Forse sono aziende magari che hanno una buona base solida, quindi riescono a superare questo momento così critico. Qualche azienda si è convertita, ha cominciato a fare mascherine, ecco questo sì, abbiamo avuto la fortuna anche di questo. Un'altra azienda si è messa a fare i guanti, i sacchetti anche per confezionare i guanti, addirittura i guanti, quindi anche noi abbiamo usufruito di questa azienda, quindi ci hanno dato anche una mano in qualche modo, ecco. Questo è stato importante anche per un supporto nostro a livello comunale che dopo noi trasmettevamo, portavamo casa per casa ai cittadini.
Bene, come è successo anche in altri paesi, come per esempio a Segusino, sappiamo che c'è stata qualche azienda che si è riconvertita. Invece mi chiedevo, tu Albino sei anche assessore provinciale ai lavori pubblici. In particolare mi interesserebbe parlare con te di viabilità e produzione industriale anche a livello provinciale. Beh, certo che come viabilità in questo tempo non siamo rimasti fermi come provincia. Le difficoltà era solamente nel fare i bandi perché difatti a livello nazionale ci hanno impedito di fare i bandi, quindi non potevamo, erano pronti per svilupparli, però sono stati appena aperti in questi giorni. I lavori più grandi che io seguo sono le strade e viabilità soprattutto. Viabilità, la provincia di Treviso ha 1200 km di strada provinciale, tantissimi sono in difficoltà perché dopo anni di crisi delle province, di tutte le province d'Italia, da 2 anni a questa parte sono arrivati un po' di soldi, quindi stiamo correndo per le asfaltature soprattutto per fare asfaltature, diciamo, quelle più urgenti soprattutto. Quest'anno abbiamo finanziato per quasi 5 milioni di euro di asfaltature in provincia di Treviso. Non è una poca cosa, è importante questo perché dopo 4-5 anni veramente di vuoto assoluto siamo riusciti a fare qualche bel lavoro. Come attività produttive sappiamo tutti com'è andata, siamo tutti in grosse difficoltà. Adesso io parlavo per Vidor, però a livello provinciale sono tutti quanti in grosse difficoltà. Ora stanno premendo a noi e ai politici delle aperture a tutti i costi perché stanno soffrendo. Noi come provincia non abbiamo grosse possibilità, il nostro conforto di partecipare alle loro difficoltà, però cercare magari di muoverci verso la politica più alta della nostra in modo di dare la possibilità di aperture con le varie misure di questo problema. Bene, ora torniamo invece a Vidor, per quanto riguarda il futuro. Quali sono i progetti per le prossime riaperture e per i mesi appunto che verranno? Beh, proprio in questi giorni è arrivata da Roma una serie di DPCM, addirittura uno di 464 pagine, che è un maloppo che non so adesso chi lo leggerà. O chi l'ha scritto vorrei saperlo, perché mi interessa sapere anche quello, diciamo. Non lo so adesso chi lo leggerà e chi riuscirà a interpretarlo e portarlo al nostro livello. Speriamo che arrivino delle specifiche particolari e cerchiamo anche dopo di collaborare con questi DPCM, però noi ci mettiamo prima di tutto il buon senso, questo è importante, il buon senso è la base di tutto perché dobbiamo lavorare con i cittadini, capire le loro esigenze, ormai ci sono attività, specialmente quelle commerciali, per esempio i bar che sono chiusi da qualche mese, stanno premendo per le aperture, noi siamo qua, se il DPCM ci dice che possiamo fare con alcune caratteristiche, alcune restrizioni, con alcune modifiche anche della sua struttura, siamo qua per aiutarli, per dargli concretamente un aiuto. Vedremo anche il discorso della TOSA, chi che paga la tassa di occupazione del suolo pubblico, vediamo come si può fare, perché a parte vi donne solo un paio, quindi cercheremo magari di eliminarla in qualche modo. Questo è un aiuto concreto che noi possiamo dare, non molto di più. E dopo seguirli passo passo nelle modifiche che devono fare all'interno del loro locale praticamente, perché questo è un problema grosso che loro faranno fatica diciamo, a avere un locale ancora ben funzionante come ai bei tempi, però noi saremo qua insieme a collaborare, dare una mano e seguirli diciamo, passo passo in modo di confortarli anche nell'aiuto morale se non altro, perché dopo il problema è di tutti, le difficoltà le abbiamo noi, loro soprattutto, ma la comunità soffre completamente, non è che soffrono solo i locali ma anche i cittadini comuni. Certo, e speriamo che la situazione si risolva presto. Invece per finire, qual è il messaggio da lasciare ai cittadini di Vidor per i prossimi mesi, per quello che verrà? Beh, il messaggio, io sono ottimista, spero sempre che questo finisca presto. Quindi però mi raccomando, un messaggio dai cittadini, sono stati molto bravi in questi 3 mesi, posso dire questo, posso confortare anche l'amministrazione comunale perché dico, sì, veramente abbiamo avuto soddisfazione ai cittadini che hanno osservato quasi il 100% tutte le norme imposte, diciamo, anche da noi. Noi abbiamo cercato magari di seguire qualcuno, di dirgli dai, stai attento perché il pericolo è grande, il nemico è invisibile, non sappiamo dove si trova, quindi non sappiamo chi colpisce. E quindi cercate di adoperare gli strumenti che ci danno, che ci obbligano a portare, di conseguenza dobbiamo seguire queste norme perché il pericolo è grande. Quindi il mio pensiero è questo di
di non andare a fare i fenomeni in giro, adesso perché aprono qualcosa, di fare festa alla grande, non è vero. Bisogna stare attenti, continuare ancora su queste linee per un bel periodo, penso. Purtroppo dico per un bel periodo. Lo dico da cittadino di Vidor, perché anch'io ho paura di questo, quindi diciamo, penso che tutti i cittadini devono capire che la tensione su questo problema deve essere grande e stare molto attenta. Non devono neanche un attimo abbandonare il metodo che abbiamo adoperato finora di controllo, di autocontrollo, di distanze, mascherina, guanti possibilmente, e quindi tutto quello che serve per portare avanti la nostra vita, sostanzialmente le nostre attività e la nostra comunità per un futuro migliore. Spero che arrivi presto, questo non lo so, vedremo cosa succederà. L'ottimismo mi dice che dovrebbe finire presto, però sono sicuro che i grandi luminari che ci parlano tutti i giorni in televisione ci dicono che è ancora lunga. Penso che purtroppo sia così, però io voglio lavorare perché la gente di Vidor deve essere tranquilla. Abbiamo avuto anche la fortuna o anche il lavoro fatto bene la casa di riposo, che ha avuto zero positivi, la casa Maria Adelaide, che è una casa di disabilità, anche loro zero positivi, quindi infatti appena partiti con questa difficoltà con il coronavirus, abbiamo subito, io personalmente ho interpellato tutte e due le strutture, ho detto stiamo attenti, partiamo in quarta senza fermarci, massima sicurezza, di fatto il risultato c'è stato. Quindi questo è stato un momento, e ringrazio anche loro, i direttori, i presidenti di questi enti, che sono stati veramente bravi. Dopo devo ringraziare la Protezione Civile, perché anche oggi per portare fuori i pasti, i pacchi da mangiare alle famiglie, portare fuori i buoni spesa, portare fuori i volantini, portare fuori le mascherine, ci hanno seguiti per 3 mesi, giorno, passo passo, quindi sono state una quindicina di persone, forse anche di più, che è sempre disponibile dalla mattina alla sera per noi e per tutta la comunità, quindi sono stati veramente fenomenali, bravissimi, che devo ringraziare. Protezione Civile e alcuni gruppi di volontari che noi ne abbiamo diversi a Vidor, eccezionali, devo dire questo. Anche oggi ero in giro a fare la spesa per gli anziani, per le famiglie bisognose, quindi posso dire che siamo veramente felici di questo. Ringraziare il personale del comune, soprattutto i vigili, l'assistente sociale che 7 giorni su 7 qui presenti in comune per risolvere tutte le problematiche che potevano venire fuori da un momento all'altro, sempre pronti e disponibili, a qualsiasi ora, anche di sera, non era problema per noi. Quindi il risultato l'abbiamo ottenuto, è stato buono, e quindi siamo felici anch'io perché ho avuto una buona comunità che ha risposto bene alle esigenze di questo problema. Beh, Purtroppo tutto questo è un ringraziamento doveroso, devo dire, parole davvero importanti le tue, Albino. Io infatti ti ringrazio molto, quindi grazie al sindaco di Vidor, Albino Cordiali, per essere stato con noi e per averci raccontato la situazione dal paese di Vidor. sì. E niente, io a voi cari amici di Valdo TV do appuntamento per la prossima intervista on live, le nostre interviste online di Valdo TV, e vi lascio con il nostro scoppiettante spot. Ciao!